Allora, buongiorno a tutti. Prima di tutto allora anch'io voglio ringraziare il museo, il Comune di Udine, il museo, il comitato organizzatore per questa bella iniziativa. Credo che sia stato detto moltissimo di quello che io mi ero appuntata di dire a questo punto. Però vorrei, cogliendo un attimo una frase di quello che diceva la figlia di Ardito Desio, sulla multidisciplinarietà e sulla interdisciplinarietà del lavoro di Desio. Credo che in questa giornata verrà fuori sicuramente questo metodo di lavoro che deve caratterizzare e che dovrebbe caratterizzare tutti i ricercatori, sia i giovani che i vecchi, in particolare i giovani ricercatori. Questo perché oltre alla puntualità, alla precisione, alla preparazione che un ricercatore deve avere, ci deve essere anche la curiosità e la capacità di legare tutte le cose appunto in senso multidisciplinare e interdisciplinare.